Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano ragazzi, sciamo a Monte Carlo nella stagione 84 con Senna, quindi lo sapete insomma, debutto di Senna, ehm, vittoria che doveva essere sua invece il piccolo Alain come il solito, il politico ha alzato la manina, no, non si può correre ed è finito secondo, ma recuperava 6 secondi a giro, quindi dedichiamo questa mod al buon Ayrton ancora, chiaramente questa, sì qua mettiamo. Questo video ha sempre lo scopo di far vedere la mod e non di prestazione trova, anche perché ragazzi veramente il lag è spaventoso, ho provato con la pioggia e tutto, Fraps d'altronde non è support, cioè questo gioco qua non era neanche creato quando c'era nel 2002. Comunque per esempio ho visto un bug, oddio, ho visto un bug per esempio, oddio, sono partito prima, merda, aspetta un attimo. Scusate raga. Ragazzi, tuoni spaventosi. E che dire, no, ho visto un bug per esempio che nel tunnel a Monte Carlo piove anche se c'è il tunnel, va bene. Guarda che lag. Ecco. Mamma che diluvio. E mamma che lag. Speriamo non si veda. No, è impossibile guidare però, mamma mia. Attenzione, Lauda e Prost si distruggono a vicenda, che bello. Mamma mia che sgommate. Vai Ayrton, vai. Vedi qua c'è sto bug qua, Però anche normale ragazzi. Ciao. Alain non c'è più. Alain non c'è più. Senti che tuoni. Madonna, con ste cuffie sento i tuoni, mamma mia. Senti che roba. Senna è il maestro della pioggia. Che sporfio. Mamma che tuoni. No. Ecco la. Ho ammazzato Lauda. Ho ammazzato Lauda. Che bello. Che bello ammazzare Lauda. De Angelis è terzo, proprio dietro a te. La Arrows è pronta ai box. Abbiamo il grande De Angelis. Bello. Quaretto anche De Angelis. Tirato nel settore 2. Cecotto. Mamma mia, ciao. Entrando ai box. Meno male che non ho messo i danni per sta dimostrazione, se no erano cazzi. Credo che è impossibile guidare le macchine degli anni 80. Cioè, pensavo fosse difficile quelle degli anni 90, ste qua sono impossibili, figli. Thierry Boulton. Entra ai box. E le gare hanno tutte gli sponsor di una volta, è pazzesco, però, La McLaren è pronta ai box. Thierry Boulton. Si è ritirato nel settore 3. No, ma non ho carburante. Piercarlo Ghinzani. Ha perso l'alettone anteriore. Ah no, ce l'ho, sì, dai. Ha perso l'alettone posteriore. Ce la dovrei fare. Mauro Baldi. Ultimo giro. Cambio bloccato in prima marcia. Cioè, il cambio è bloccato in prima marcia, pare che ho messo danni progressivi, quindi in 3 giri succede di tutto. Non fermarti ora. Però addirittura il cambio è bloccato, cioè. Che chicche, ragazzi. 3 secondi di svantaggio. È pronta ai box. Piercarlo Ghinzani. Sta entrando ai box. Pierpaolo Pasolino. Che Rosberg, fioi. Winkelhock. Entra ai box. Vai, Ayrton. Ha perso l'alettone anteriore.
Mamma mia, quanti incidenti più. Ghinzani. Non può continuare, si è ritirato nel settore 3. Balbi. Sta entrando in box. Elio De Angelis. Ha perso l'allettone anteriore. Povero Elione. Monte Carlo è così, ma lo volevo fare, ragazzi. Lo meritava Ayrton. Patrick Tambay. Ha perso l'allettone anteriore. Monte Carlo, pioggia, 84. Aspetta. Eccoci qua, ragazzi, così la voglio. Yes! Il Gran Premio di Monte Carlo. Guarda che bella, Fioi. Grande Fioi. Spero che tuono. Guarda quanti ritiri. Oddio. Guarda quanti ritiri. Buono, raga. Ascoltate, adesso ogni tanto c'era un video comunque delle mod, anche se sono difficili da fare perché, ripeto, con Fraps lag da morire. Però guardate che bene che sono fatte le macchine. Raga, un saluto da Okumendo. Bene siate. Ciao!